Zampa, decine di famiglie con bimbi intrappolate nelle auto senza gomme invernali bloccate nella neve, intervengono i vigili del fuoco, disagi anche per i treni diretti a Belluno. Covid, cresce ancora l'incidenza dei positivi ad Asolo, domani ordinanza del comune, mascherina obbligatoria e stretta su eventi e luoghi pubblici. Quasi 700 nuovi positivi oggi nella Marca, ma forse per il maltempo e la giornata festiva è calata la pressione sul Covid point della provincia dopo le lunghe code dei giorni scorsi. Dopo settimane di incertezze il sindaco Conte decide di annullare il veglione di Capodanno in piazza. Con questi contagi il rischio assembramenti troppo elevato. Ponte dell'Immacolato, primo test in vista del Natale, bene gli acquisti per i regali, preoccupazione dei ristoratori per le disdette di pranzi e cenoni di Capodanno. Rapinatore seriale arrestato dalla polizia, l'uomo aveva preso di mira le attività commerciali di Via Roma e Corso del Popolo, almeno 5 i colpi. Oltre 1600 Babbi Natale hanno colorato di rosso stamane il centro di Treviso per la prima Christmas Run, corsa solidale a favore di Advar e Città della Speranza. Buonasera, ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano il maltempo, neve e pioggia hanno sferzato il Veneto per l'intera giornata, un giorno dell'Immacolata freddo con vento da nord e neve anche copiosa nelle aree in quota da Cortina ad Asiago. Come era stato annunciato da giorni, la neve è arrivata anche in Cansiglio e nonostante le previsioni in tanti si sono avventurati verso la famosa piana, salendo soprattutto dal versante trevigiano e dalla pianura con l'idea di trascorrere una giornata sullo slittino, sugli sci. Nel pomeriggio però si sono registrati numerosi interventi dei vigili del fuoco sulla provinciale 140 che conduce al Monte Grappe a Cavaso del Tomba. In azione anche i volontari perché gli automobilisti a causa della bufera sono rimasti bloccati, alcuni con i bambini a bordo. A causa del maltempo, fra l'altro, anche alcune corse dei treni sono state cancellate da e per Belluno. Ma sentiamo com'è andata la situazione, vediamo se è in collegamento con noi l'assessore regionale alla protezione civile, la vedo già nello schermo, Giampaolo Bottaccin. Buonasera assessore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Insomma, una giornata possiamo dirla davvero invernale con neve e pioggia in pianura, neve che ha causato anche diversi problemi in alcune zone. Ma sì, assolutamente sì, però partiamo dal presupposto che siamo in inverno, avevamo anche avvisato per tempo come ARPAV il fatto che ci sarebbero state precipitazioni nevose anche nei fondovalle e dal 15 di novembre ricordo che sono obbligatorie le gomme da neve o le catene a bordo, pertanto d'inverno nelle aree montane nevicando è necessario quando ci si sposta essere attrezzati. Oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in varie situazioni, ne avete ricordato in Cansiglio, ma poi anche sulla Feltrina ci sono state delle auto che si sono bloccate e anche da altre parti. Troppo spesso si rileva che chi si blocca non è nelle condizioni di poter muoversi, cioè non ha i dispositivi invernali sull'auto oppure non sa montare le catene. Quindi questo crea problemi, disagi anche a tutti gli altri, quindi l'invito è quello quando ci si vuole spostare in queste situazioni di essere attrezzati onde evitare di creare intralcio agli altri ma anche e soprattutto di creare situazioni di pericolo e di rischio. Ecco, assessore, com'è la situazione attualmente e come sarà nelle prossime ore, cosa è previsto? La situazione è in miglioramento, sono previste delle precipitazioni in esaurimento, però attenzione perché la temperatura è in diminuzione e quindi potrebbe esserci la formazione di ghiaccio. Devo dire che Veneto Strade e i comuni delle aree montane sono già all'opera praticamente da stamattina con lo spargimento di sale e questo serve a scongiurare al massimo la formazione di ghiaccio, ma come dicevo prima, quando c'è la neve e si è in inverno e la temperatura va sotto zero, è normale che si possano verificare queste situazioni, quindi massima attenzione e soprattutto l'utilizzo degli apprestamenti invernali e la guida con la massima cautela. Ecco, insomma, adesso il rischio maggiore, assessore, è proprio quello del ghiaccio. Ma sì, ci sarà ancora qualche precipitazione, il ghiaccio, poi dopo
nelle prossime ore, quindi a partire da domani mattina ci sarà un'attenuazione che è già in corso dei fenomeni meteo, ci sarà un miglioramento nella seconda parte della giornata di domani, venerdì ancora brutto tempo ma non come quello di queste ore, e poi dopo sabato e domenica sarà sostanzialmente bel tempo. Grazie davvero Assessore, grazie, buona serata. Buona serata a voi. Andiamo avanti e parliamo di Covid, perché cresce ancora l'incidenza di positivi nell'Asolano, toccando oggi il nuovo record di 619 positivi ogni 100.000 abitanti. I comuni corrono ai ripari. Domani il sindaco di Asolo adotterà una nuova ordinanza che prevede anche l'obbligo di mascherina e anche altre limitazioni per arginare i contagi. Intanto anche Pieve del Grappa annulla le manifestazioni natalizie. Mascherine obbligatorie all'aperto e nei luoghi pubblici al chiuso, obbligo di FFP2 sono alcune delle misure dell'ordinanza che il sindaco di Asolo sta predisponendo a fronte degli ultimi dati sull'andamento dei contagi nell'area. Oltre 600 positivi ogni 100.000 abitanti, 3 ricoveri solo stamattina e numerose classi in DAD preoccupano. Ho già contattato i nostri miei responsabili di settore per domani mattina per emettere un'ordinanza che contiene un po' di, tra virgolette, chiamiamoli anche di obblighi, quali l'utilizzo della mascherina, l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'interno degli ambienti chiusi. Stiamo pensando di ridurre la capienza del teatro anziché la biblioteca. Alcuni eventi li stiamo cancellando e altre azioni di richiamo forte nei confronti dei cittadini, perché dobbiamo comunque dare dei segnali. La preoccupazione è forte ed è condivisa anche da altre amministrazioni di questa fascia della Pedemontana trevigiana, zona che conta la presenza di numerose aziende con contatti all'estero e soprattutto storica roccaforte Novax. Se la percentuale di popolazione vaccinata nella Marca è dell'83%, qui ci si attesta al 73, 10 punti in meno. Anche a Pieve del Grappa, dove sono moltissime le classi in quarantena, si stanno prendendo contromisure. Abbiamo preso delle decisioni un po' dolorose visto il periodo, tipo sospendere i canti dei bambini sotto l'albero. Oggi avevamo la sfilata degli alpini con il pranzo e gli alpini con grande senso di responsabilità hanno rinunciato al pranzo sociale, e nei prossimi giorni chiaramente vedremo modificate quelle che sono le attività in programma, proprio perché finché la situazione non ritorna a livelli di normalità e riusciremo ad abbassare la guardia, è bene prestare attenzione a quello che viene fatto in vista del Natale. Le occasioni di incontro e di assembramenti rischiano di essere troppe, quindi stiamo cercando di continuare con una normalità che però tenga conto della difficoltà del momento. Moltissime le classi in DAD con interi plessi costretti a lasciare a casa bambini e ragazzi. Dei genitori, prima vi dicevo che abbiamo delle classi in quarantena, ma dei genitori mi hanno scritto, mi hanno contattato dicendomi ma non vi conviene chiudere le scuole da adesso fino a dopo le vacanze di Natale, visto che c'è tutto questo continuo andare in vieni verso il Covid point. Un'ipotesi sulla quale è intervenuto anche il direttore generale dell'ULSS. È chiaro che se le scuole anticipassero di una settimana la chiusura potrebbe agevolare indubbiamente il sistema, ma questo, come lei sa, non dipende da noi, dipende dal Ministero dell'Istruzione, quindi saranno loro che ci diranno se ci sono le condizioni già per chiudere una settimana prima, per evitare appunto un aumento di numero di positivi all'interno delle classi. Quasi 700 nuovi positivi oggi nella Marca, ma forse per il maltempo e la giornata festiva è calata la pressione sui Covid point della provincia dopo le lunghe code dei giorni scorsi. 688 nuovi positivi nella Marca e sale a 222 il numero di ricoveri in area non critica, 4 in più di ieri e 13 in terapia intensiva, con 2 nuovi accessi di pazienti non vaccinati che erano ricoverati in pneumologia e sono stati trasferiti per essere intubati. Un'altra vittima. La Marca si avvia verso la fase ospedaliera 3. Domani riapre il Covid Hospital al San Camillo con 34 posti letto. La priorità dell'azienda sanitaria ora è accelerare sui vaccini, terze dosi soprattutto, ma negli ultimi giorni si è arrivati a superare anche le 800 prime dosi al giorno. Adesso abbiamo l'urgenza
di vaccinare più gente possibile, perché a tanti sta ovviamente passando la difesa anticorpale della seconda dose. Sul fronte tamponi, rispetto alle code lunghissime dei giorni scorsi ai Covid Point, oggi è andata meglio. Al Tivole e il Melody praticamente è un flusso lieve, io direi quasi lieve, non so se è legato al tempo o domani avremo l'assalto ancora, però sta di fatto che oggi c'è la tranquillità massima. Per quanto riguarda Oderzo, addirittura avevamo il piazzale Minicolo, il piazzale vuoto, quasi vuoto, e su Treviso le macchine si fermano ai cancelli. È chiaro che su Treviso serve l'apertura ad Osson di Casier del nuovo punto, che faremo la prossima settimana tra mercoledì e giovedì, però devo dire che oggi effettivamente, ringrazio Dio, non ci sono state code e speriamo che domani non ci sia salto di nuovo, chiaramente, perché tenderemo a potenziare comunque l'ex dogana con 2 linee in più domani, cioè il massimo che può fare l'ex dogana. Rimane ancora la criticità dei tempi dell'esito dei tamponi. Tenendo anche conto che, avendo anche esauriti gli antigenici di 4ª generazione, cioè le provette che oggi sono arrivate, e poi la prossima settimana ne avremo 300.000, per cui avremo risolto il problema, noi stiamo aumentando ovviamente i tamponi non avendo gli antigenici di altro tipo, e per cui siamo costretti, i molecolari, per cui siamo costretti ovviamente a ritardare la refertazione da 48 qualche volta a 72 ore. Ci scusiamo ovviamente con le famiglie, però la realtà è che non avendo a disposizione questi, sicuramente il laboratorio ha quella potenza di fuoco. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Armando Tonin, 69 anni, di Resana, morto il 29 novembre. Il giorno prima si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco e, classificato come codice bianco, dopo 6 ore di attesa aveva deciso di tornare a casa con l'accordo di tornare la mattina successiva. Ma il mattino i familiari l'hanno trovato morto nel bagno di casa. La procura ha disposto l'autopsia. L'ULSS, che in una nota ha espresso vicinanza alla famiglia, attende ora l'esito dell'esame affinché sia fatta chiarezza sulle cause della morte. È annullato il veglione di Capodanno in piazza a causa del continuo aumento dei contagi Covid. L'amministrazione comunale di Treviso ha deciso di annullare i festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno in piazza. L'annuncio è stato dato dallo stesso sindaco Mario Conte. Non ha senso il Capodanno in piazza. Purtroppo i dati ci dicono che come regione stiamo andando verso la zona gialla. Quando la situazione sanitaria impone regole restrittive, non credo sia opportuno organizzare qualcosa che possa creare assembramenti. Si tratta anche di un investimento economico importante che in questo momento forse è meglio investire per qualcos'altro. 8 dicembre, festa dell'Immacolata, primo test per il Natale ormai alle porte. Mentre gli esercenti sembrano preoccupati soprattutto per il Capodanno, sta andando meglio per i commercianti. La parola d'ordine rimane quella di salvare il Natale. Commercianti che tutto sommato sembrano soddisfatti. La gente ha ricominciato ad avere voglia di acquistare. Più preoccupati invece i ristoratori, molte le disdette per quanto riguarda i cenoni di Capodanno. Leggermente meglio il Natale. L'aumento dei contagi e il Super Green Pass stanno mettendo a dura prova queste festività. Le prenotazioni hanno avuto ci sono state diverse disdette nei giorni subito dopo il 24, dopo l'annuncio delle ultime restrizioni. Però c'è stato adesso un allineamento, ecco, le persone che sono vaccinate sono consapevoli di poter uscire con i limiti appunto di essere sempre a disposizione di dimostrare il Green Pass che viene controllato. Se non ci saranno novità dell'ultimo momento, il Natale dovrebbe essere salvo per i ristoratori, diversa la situazione per la fine dell'anno. Questa grossa perdita delle cene di fine anno, che effettivamente sono saltate quasi tutte, sono rimaste le cene più piccole dove le persone si conoscono fra di loro, tutti siamo consapevoli che i nostri commensali abbiano il Green Pass e quindi i gruppetti da 4, 8, 10 persone sono frequenti. Tutte le cene di decine di persone sono praticamente state cancellate. Ai ristoratori che potrebbero dimenticare di chiedere il Green Pass, Dania Sartorato dice: attenzione, i controlli ci sono. Dei colleghi hanno segnalato proprio recentemente di aver avuto delle disdette per cene di 40 persone e il cliente che ha disdetto avrebbe risposto che vanno da un'altra parte a mangiare dove non gli viene chiesto il Green Pass. Ed aggiunge:
Ripeto, i controlli ci sono stati, lo confermo perché anche nel mio locale sono stati ieri in Borghese, in 2 che hanno consumato al banco, poi sono andati via, poi sono ritornati al banco, hanno riordinato e si sono seduti dal banco al tavolo di loro iniziativa, e quindi gli siamo corsi dietro a controllare il Green Pass. Hanno detto bene, perché siamo controllori del Green Pass rafforzato. Commercianti invece soddisfatti. Quello che registriamo è dal punto di vista del commercio una buona tenuta e anzi una crescita rispetto l'anno scorso. Vivevamo situazioni un po' più complicate nello stesso periodo, comunque una crescita percentualmente positiva in questo senso. Probabilmente il Natale rimane il momento nel quale almeno, diciamolo così, gratifichiamoci con un regalo, con un pensiero. L'anno scorso pensavamo, termina Capraro, che fosse l'ultimo inverno condizionato dal Covid. Ci troviamo fortemente condizionati anche in provincia di Treviso e anche per questo Natale, per cui sono numeri che diventano pesanti soprattutto per questo tipo di attività, perché sono numeri che si aggiungono ormai al 20° mese di pandemia. Siamo alla cronaca, rapinatore seriale arrestato dalla polizia. L'uomo aveva preso di mira le attività commerciali di via Roma e di Corso del Popolo. È accusato di avere messo a segno almeno 5 tra furti aggravati e rapine nelle ultime 2 settimane in centro a Treviso. Un nigeriano di 27 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura dopo l'ennesimo colpo messo a segno l'altro giorno in un negozio di Corso del Popolo. Dopo gli accertamenti gli vengono ora attribuiti anche 4 altri colpi messi a segno sempre nell'area di via Roma e Corso del Popolo ai danni di esercizi commerciali. Sempre lo stesso anche il modus operandi del giovane rapinatore, che con atteggiamento di sfida entrava nei negozi e, senza celare l'intenzione di rubare né nascondere la refurtiva, arraffava quanta più merce possibile per poi allontanarsi senza esitare ad usare la violenza nei confronti di chiunque cercasse di bloccarlo. Il 27enne, irregolare in Italia e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato arrestato per rapina e rinchiuso nel carcere di Santabona. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento del 27enne in altri episodi di furti e rapine verificatisi a Treviso. Aggredito con un coltello 2 ragazzi durante una lite, è stata denunciata una 21enne di Mogliano Veneto. Dalle parole ai fatti, il passo è stato breve. Una ragazza di 21 anni in stato di evidente alterazione ha aggredito con un coltello 2 ragazzi ferendoli alle mani. È accaduto nel cuore di Mogliano Veneto, nei pressi di un bar proprio nella centrale via Matteotti. Intorno alle 3 del mattino la 21enne ha iniziato un violento litigio per futili motivi con alcuni giovani. Ad un tratto la donna ha estratto un coltello ed ha colpito un 28enne del posto ad una mano. Non solo, ma è riuscita a ferire anche un 23enne di origini moldave. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno riportato la calma riuscendo a disarmare la ragazza. Si tratta di un coltello a doppia lama lungo complessivamente più di 20 centimetri. I 2 feriti sono stati invece portati al pronto soccorso per essere medicati. Hanno riportato lesioni guaribili in 7-10 giorni. L'arma ovviamente è stata sequestrata e la 21enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Non è la prima volta che nel centro di Mogliano si scatenano liti violente. Grave incidente stradale all'alba di oggi a Cordignano in via Re di Puglia. Alle 5:30 un giovane di 27 anni della provincia di Pordenone alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e finendo contro la spalletta in cemento di un ponticello d'accesso ad un'abitazione. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove è stato ricoverato in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e la polizia stradale. Lo tenevano sotto controllo da tempo. Ieri è scattato il blitz. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 30enne trevigiano. I militari hanno trovato 33 grammi di hashish e 174 di marijuana. Non solo, ma è anche stata trovata una somma di 1.050 euro ritenuta a provento di spaccio, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo, con pregiudizi di polizia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio per altre notizie da altri servizi.